molto da parecchi anni. Chi mi segue sa che quando vado in giro per l'Italia ad occuparmi dei diritti degli animali, quando scendiamo in piazza siamo purtroppo sempre troppo pochi. Roma è la città dove vivo ormai da 1 anno e mezzo, è la capitale d'Italia ed è purtroppo l'esempio lampante. Lo stiamo vedendo adesso con l'emergenza cinghiali. Siamo sempre veramente pochi. Invece voi avete dato questa mattina, state dando a chi segue la mia pagina da tutta Italia, anche dall'estero, state dando l'esempio che forse il mondo animalista in Italia esiste ancora, perché siete tantissimi. E io di questo vi ringrazio, vi abbraccio tutti. Ci tengo a dirvi principalmente questo, perché non me l'aspettavo, ammetto. Io in viaggio con i ragazzi dicevo saremo sempre 20-30 persone, sicuramente non di più. Certo, ci sarà qualcuno che dirà potevamo essere 5.000, 10.000, potevamo essere anche 100.000, è chiaro, però di sicuro è un segnale, anche perché parlando con qualcuno che mi ha affermato non siete tutti animalisti, qui tra di noi c'è tanta gente, ci sono tanti cittadini comuni che amavano gli animali, che erano all'interno di questo parco e che sono stati vigliaccamente uccisi da delle istituzioni. Spero che condividiate quello che sto per dire. Istituzioni che purtroppo ormai da tanto tempo non rappresentano più la volontà dei cittadini. Istituzioni che ormai da troppo tempo continuano a fare tutto l'opposto di quello che i cittadini chiedono. I sondaggi ormai parlano chiaro, l'87% degli italiani chiede all'Italia, al governo, alle nostre istituzioni di rispettare gli animali, di impegnarsi affinché ci siano leggi più giuste, leggi più severe nei confronti di chi maltratta, abbandona, uccide gli animali. Ovviamente oggi siamo qui nell'esempio, non parlo solo di cani e gatti, animali d'affezione, ma parlo proprio di tutti gli animali. Sfido un cittadino ad intervistare un cittadino che dica a un giornalista o a qualcuno: no, per me gli animali possono morire, non devono avere diritti. Non esiste. Se troviamo quel cittadino, probabilmente quel cittadino è un cacciatore, fa il macellaio, insomma è qualcuno che con gli animali ci vive, e quindi è chiaro che non può avere empatia, sensibilità e pietà verso gli animali. Quello che purtroppo si sta verificando qui, e io ho deciso di venire tra le tante emergenze, ripeto, chi mi segue lo sa, purtroppo ogni giorno da ogni parte d'Italia, credetemi,